L'unzione degli infermi. Diciamo subito qual è il cuore di tutta la vicenda. Lo dichiariamo all'inizio. Lo scopo del sacramento è quello di essere aiutati a vivere meglio la situazione di malattia, di sofferenza o di infermità, di vivere meglio per la persona che è in queste situazioni. Non l'ho detto prima, se ci sono domande non aspettiamo la fine, se ci sono osservazioni, domande, alzate la mano e interrompetemi pure, che così forse rende anche la cosa più vivace e più interessante. La Lumen Gentium è uno dei documenti più importanti, se non il più importante, del Concilio Vaticano II. È il documento che parla sulla Chiesa e sul sacramento dell'unzione degli infermi dice che con la sacra unzione degli infermi e la preghiera dei presbiteri, dei preti, tutta la Chiesa raccomanda. Quindi attraverso la sacra unzione e la preghiera dei presbiteri è tutta la Chiesa che compie queste azioni, e cioè raccomanda gli ammalati al Signore sofferente e glorificato. Le due cose sono sempre insieme, perché non c'è venerdì santo senza la domenica di Pasqua, non c'è la passione di Gesù, sarebbe una sconfitta, un fallimento se non ci fosse la resurrezione. Quando parliamo, anticipo perché poi salterà fuori la parola e salta fuori la Pasqua, il mistero pasquale. Il mistero pasquale implica sempre questa doppia componente, l'aspetto della sofferenza, l'aspetto della resurrezione e della vittoria, l'aspetto della croce, ma di una croce gloriosa, della croce abbinata alla resurrezione. Non è mai soltanto la croce, è sempre una croce vittoriosa, una croce gloriosa. Allora, tutta la Chiesa raccomanda gli ammalati al Signore sofferente e glorificato, perché, ecco che ritorna a quello che vi avevo anticipato, alleggerisca le loro pene e li salvi, anzi li esorta a unirsi spontaneamente alla passione e alla morte di Cristo per contribuire così al bene del popolo di Dio. Qui in queste righe si dicono delle cose appena dette, ma di portata enorme. Allora, tutta la Chiesa raccomanda gli ammalati perché si alleggeriscano le pene e si salvino. Questa parola salvezza in latino si dice salus. La parola salvezza e la parola salute sono la stessa parola, solo che noi quando usiamo la parola salute cosa ci viene in mente? La salute fisica, la salute del corpo. Invece, quando nel Vangelo si parla della salute o della salvezza, si parla di entrambe le componenti, del corpo e dell'anima, che sono strettamente correlate tra loro. Lo diciamo anche noi, quando il corpo sta bene anche l'anima, e quando sta bene l'anima sta bene anche il corpo, più o meno, però c'è un influsso. Chi vive bene, cioè se l'anima
è a posto e la vita è anche pacifica, non è vero che uno digerisce anche meglio, dovrebbe dormire anche i sonni più tranquilli, e quando invece la vita è agitata che si complica anche tutto il resto, e non è raro, questo ce lo dice anche la scienza, che si ammali anche il corpo. È così o non è così? Io conosco diverse persone, i miei amici, che proprio partendo da problemi grossissimi o in famiglia o sul lavoro hanno incominciato a avere ulcere, robe varie, che poi sono degenerati e patatrac. Li esorta con l'unzione, col sacramento, a unirsi spontaneamente alla passione e alla morte di Cristo. Questo è un passaggio che ritengo importantissimo. Perché? Perché alla radice di tutto c'è la fede. Se manca la fede, noi possiamo fare i gesti dei sacramenti, rischiano di essere potrebbero essere come dei riti magici, che se si può anche ungere, se uno si può anche accostarsi alla comunione, ma se manca la consapevolezza e la fede di quello che sta facendo, e in questo caso che cosa sta facendo? Unirsi coscientemente, consapevolmente, spontaneamente alla passione e alla morte di Cristo, per contribuire, siccome la morte e passione di Cristo, lui che ha dato la vita per tutti, è una morte salvifica, a beneficio di tutti, ecco che anche il malato, il sofferente, l'infermo, che si unisce spontaneamente e consapevolmente a Cristo, entra dentro questo circolo virtuoso e salvifico, partecipa anche lui, contribuisce anche lui alla salvezza di sé e del mondo. Prego. La domanda. Nel caso che si trova davanti a un malato che praticamente è coma, che si dà presunzione, in che caso lì, che non è consapevole, oppure è consapevole ma non si sa perché sta dormendo, in che caso lì? Allora, è la preghiera della Chiesa, che affida l'infermo alla misericordia del Signore. Lui di fatto, la persona sofferente di fatto sta partecipando alla sofferenza e sta portando una parte della croce del Signore. Certo, gli manca l'aspetto della consapevolezza, però lo porta, contribuisce in nome della fede che aveva prima, che ha avuto prima. Vedremo che stiamo parlando di unzione degli infermi, non si aspetta che uno sia incosciente per amministrare il sacramento. L'indice dell'incontro di questa sera, ecco le parti: il malato di fronte a Dio, una prima parte, poi Cristo, medico, quindi la prima parte sull'Antico Testamento, il Nuovo Testamento, o meglio il Vangelo, Gesù che dà il mandato alla Chiesa di guarire gli infermi, il sacramento, ecco entriamo più nello specifico del sacramento degli infermi, chiedendoci chi riceve il sacramento, no? La coscienza, l'incoscienza, la consapevolezza, chi lo amministra, e infine il viatico, l'ultimo sacramento del cristiano. E veniamo subito alla prima parte, la malattia nella vita umana. Ecco, come introduzione, la malattia e la sofferenza sono gravi problemi che mettono a dura prova la vita umana. Perché?
perché nella malattia la persona fa l'esperienza della propria impotenza, dei propri limiti e della propria finitezza. E questo è questo il motivo della prova, della dura prova, perché noi, lo dice uno dei passi che a me piacciono sempre, da sempre, Gesù nel Vangelo a Pietro dopo la resurrezione, che dopo avergli chiesto per 3 volte: mi ami tu più di costoro, pasci i miei agnelli, gli dice: quando eri giovane andavi dove tu volevi, quando sarai vecchio tenderai le mani, un altro ti cingerà e ti porterà dove tu non vuoi. Gli disse questo per dirgli di che morte sarebbe morto. Allora, qual è la questione? Che quando si è giovani o nell'esercizio delle proprie facoltà mentali e fisiche, noi pensiamo che il cuore della vicenda della vita sia poter fare, agire. Poi quando ci si accorge che si perde qualche colpo e non si saltano più i fossi per lungo, allora uno va in crisi. Non salto più i fossi per lungo. E che non siamo più, non riusciamo più a gestirci dal punto di vista fisico, dal punto di vista delle energie. Questo sembra che sia il massimo del fallimento e della sconfitta. Ecco perché la malattia e la sofferenza, dove uno sperimenta queste cose qui, la percepiamo proprio come una sconfitta, come un fallimento, una grande prova. Da questo punto di vista, interessantissimo un aspetto, che nella malattia e nella sofferenza, quando si ammala il corpo, proprio per questo motivo non è raro che si ammali anche l'anima, per il discorso che abbiamo fatto prima. E infatti, e apro una piccolissima parentesi ma la chiudo subito, i santi veronesi dell'Ottocento hanno cominciato frequentando l'ospedale di allora, l'ospedale della Misericordia, che era in Piazza Bra, con una intuizione. Don Pietro Lonardi aveva questa intuizione: dobbiamo andare a visitare i malati, perché è proprio il momento in cui è più facile che perdano la fede. E andava dentro lì per fare la catechesi, amministrare i sacramenti, per aiutarli a vivere quel momento lì, proprio perché è quello dove è più a rischio la speranza e tutto il resto. Ogni malattia, ecco altro motivo, perché ci fa intravedere la morte, ma in che senso? Non perché uno la vede sulla soglia della porta con la falce, come alcune immagini che a volte un po' romantiche e lugubri della letteratura, ma perché in qualche modo ci fa pensare alla fine definitiva. Allora, questa situazione è rischiosa, comporta un grave rischio, che è quella che la malattia può condurre all'angoscia, al ripiegamento su di sé, a volte persino alla disperazione e dunque anche alla ribellione contro Dio. È quasi, mi verrebbe da dire, a partire dalla mia esperienza, è quasi la norma. Può però anche essere la possibilità di rendere la persona più matura, e cioè aiutarla ad accorgersi di quello che non è essenziale, ma anche nei rapporti umani. Quelle che sembravano grandi amicizie, nel momento del pericolo, della sofferenza, e tu ti accorgi, e magari ti accorgi della vicinanza di altre persone che non avresti mai detto. Ma è verissimo che
ti aiuta ad accorgerti di ciò che non è essenziale e quindi volgerti verso invece quello che lo è. Io ho esempi di tantissime persone che durante la malattia e di fronte al pericolo della morte, malattie gravi, e quindi di fronte alla certezza del fatto che pochi erano i giorni ancora, e quindi valorizzavano, gustavano ogni singolo istante, lasciando perdere tante cose secondarie. Spesso dunque la malattia, spesso, così il catechismo della Chiesa Cattolica mette addirittura molto spesso, io per prudenza ho tirato via il molto, e in realtà dico a volte, per la mia esperienza, la malattia addirittura ottiene l'effetto contrario, cioè avvicina a Dio, un ritorno a Lui, proprio perché ti metti di fronte a ciò che veramente, all'urgenza di rendersi conto di ciò che veramente conta. Il malato di fronte a Dio. Ecco, in questa situazione che cosa ci racconta l'Antico Testamento, la Sacra Scrittura? La persona che manifesta le proprie pene e versa le sue lacrime, ecco la particolarità dell'Antico Testamento, davanti a Dio. Lo fa di fronte a un interlocutore speciale. I salmi spesso documentano questo. Il Salmo 38: palpita il mio cuore, la forza mi abbandona, si spegne la luce dei miei occhi. Signore, davanti a te ogni mio desiderio e il mio gemito a te non è nascosto. In te spero, Signore. Tu mi risponderai, Signore Dio mio. Non abbandonarmi, Signore Dio mio. Da me non stare lontano. Accorri in mio aiuto, Signore, mia salvezza. E ricorre il termine salvezza con quella duplice accezione che vi dicevo, salvezza dell'uomo, della persona tutta intera. È dal Signore della vita e della morte, che il sofferente, l'infermo, il malato implora la guarigione. Il Salmo 6 al versetto 3: pietà di me, Signore, vengo meno, risanami, Signore, tremano le mie ossa. Ritorna il termine della sanità, risanami. Il capitolo 38 del libro di Isaia parla della malattia del re Ezechia. Qui ho preso qualche passaggio di quel capitolo molto lungo. Ezechia si ammala gravemente, il profeta Isaia si reca da lui e gli parla. Dice il Signore: disponi riguardo alle cose della tua casa, perché morirai e non guarirai. Ezechia si gira dall'altra parte, volta la faccia, prega il Signore, pianse molto, e poi ecco che Dio gli rivolge la parola: ho ascoltato la tua preghiera, ho visto le tue lacrime, io aggiungerò alla tua vita 15 anni, libererò te e questa città dalla mano del re di Assiria, proteggerò questa città. Ezechia è proprio lo stesso re a cui verrà data quella profezia, la Vergine partorirà un figlio. Si riferiva alla sposa di Ezechia, e la vita continua, tant'è vero che nasce un figlio, la speranza si rinnova. E poi una preghiera di Ezechia: a metà della mia vita me ne vado alle porte degli inferi, sono privato del resto dei miei anni, Signore, in te spera il mio cuore, si ravvivi il mio spirito, guariscimi
dal punto di vista anche molto corporeo, molto fisico, voglio guarire, rendimi la vita. Ecco, la mia infermità si è cambiata in salute, ti sei gettato dietro le spalle tutti i miei peccati. Le due cose sono collegate, correlate, la guarigione della vita con la guarigione dell'anima. Il Signore si è degnato di aiutarmi. La malattia diventa anche un cammino di conversione, cioè conversione di tornare alla fede autentica, più radicale, più vera nei confronti della fede di Dio, e anche conversione nel cogliere ciò che è più vero, autentico nella vita di tutti i giorni. I salmi: le mie iniquità hanno superato il mio capo e come carico pesante mi hanno oppresso. Ecco la consapevolezza di un male, del male che uno fa, che ti pesa addosso. Liberami da tutte le mie iniquità, non espormi allo scherno, alla presa in giro degli stolti, degli stupidi. Signore, ascolta la mia preghiera, porgi orecchio al mio grido, non essere insensibile alle mie lacrime, poiché io sono uno straniero davanti a te, un pellegrino, cioè uno che cammina in cerca della meta come tutti i miei padri, i padri del popolo di Israele, pellegrini, viandanti. E il perdono di Dio dà inizio alla guarigione. Perdono del male, inizio della guarigione, anche fisica. Ancora una volta, la stretta correlazione fra la parte spirituale e la parte materiale e viceversa. Davanti a te ho ammesso il mio peccato, non ho taciuto la mia iniquità, ho detto: confesserò le mie trasgressioni al Signore e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Il Salmo 107: mandò la sua parola e li guarì, li salvò dalla morte. E poi, certo, il brano del Vangelo, che qui non fa certamente parte dell'Antico Testamento, ma è il caso eclatante, penso lo abbiate presente tutti, la guarigione del paralitico che viene calato dal tetto, e Gesù, invece di guarirlo, va, i tuoi peccati sono perdonati, suscitando lo scandalo dei farisei che erano lì, che ascoltavano. E allora Gesù a questo punto dice: è più facile dire a un paralitico prendi il tuo lettuccio e va, o dirgli ti perdono i peccati? Cioè, voi, che cosa è più evidente, che cosa è più facile per voi vedere, constatare se quello che dico è attendibile? Allora, perché sappiate che io sono capace di perdonare i peccati, vi faccio quello che per voi è più difficile, cioè gli raddrizzo le gambe, vai col tuo lettuccio e cammina. Israele sperimenta che la malattia è legata in modo misterioso al peccato e al male. Questa è una cosa complessa, certo non è automatico, no? Come non possiamo tirare la conclusione allora se uno è ammalato allora vuol dire che ha peccato, assolutamente no. Quante volte no? Ma che colpa ho io per dove ho sbagliato, cosa ho fatto? Ma assolutamente no. Però senza che ci sia un legame diretto di causa ed effetto, uno sbaglia, uno pecca, uno compie il male e automaticamente viene punito con un male fisico. Ma c'è una cosa, un legame recondito, e cioè c'è un disordine che riguarda la natura. C'è un disordine che riguarda la natura, da cui il male fisico dipende. Non so se si riesce a capire. Cioè, se il Signore ha fatto ogni cosa bene e tutto è buono,
le malattie da dove vengono? Allora, certamente non le ha inventate il Padre Eterno. Vi faccio un esempio, non so se, spero che non sia inopportuno, ma anche il Covid che ci ha vessato per 2 anni o più, non si capisce, nessuno osa dire come sia stata l'origine, ma sembra probabile da esperimenti vari in un laboratorio e che non si è riusciti a controllare. In questo senso, no? È un'origine recondita. Dopo certamente c'è gente che è morta di Covid, compresa mia mamma, ma è perché mia mamma è stata più colpevole di me, per esempio, che ci ha rimesso le penne in quell'occasione e io no? Assolutamente no. Però certamente all'origine, a monte del malattie, sofferenze, cattiverie, morti, guerre. Che cosa ci sta all'origine se non un male, a volte anche un male umano, un disordine umano, una cattiveria umana che influisce in qualche modo anche con la situazione generale, ma qui il legame è proprio con l'origine del male, con Satana, che si diverte a far soffrire le creature di Dio e si diverte a cercarle di in qualche modo metterle, come tentarle e provocarle per metterle contro il creatore. Ecco, in questo senso qui, non so se così è più chiaro, un legame recondito con il male. Anche l'Antico Testamento intuisce che la sofferenza può, se da una parte è collegata comunque a un disordine, ha anche un valore redentivo per i peccati altrui. Certo, è Gesù che questo lo compie, ma già prima c'era l'intuizione di questo. Isaia, c'è tutta una parte del libro di Isaia che parla del servo di Yahweh. Il servo di Yahweh, la grande domanda anche degli studiosi è: ma di chi sta parlando? Sta parlando certamente del popolo di Israele che è prigioniero, che sta soffrendo perché è in esilio, perché è vessato dai nemici e dagli altri popoli, ma contemporaneamente anche ha a che fare con una personificazione, parla di una persona in particolare. Certamente, probabilmente il profeta sta parlando della personificazione del popolo, ma lascia intendere anche di uno che verrà a salvare il popolo portando lui le colpe. Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà la loro iniquità. Sta parlando contemporaneamente sia del popolo che sta pagando le sue colpe, ma anche le colpe degli altri popoli, la sta pagando su di sé a beneficio di tutti. Infine Isaia annuncia che Dio farà sorgere per Sion un tempo in cui perdonerà ogni colpa e guarirà ogni malattia. Ancora Isaia: il popolo è stato assolto dalle sue colpe. E veniamo a Gesù, Cristo medico. La compassione di Gesù verso i malati e le sue numerose guarigioni di infermi di ogni tipo sono il segno che Dio ha visitato il suo popolo e che il regno di Dio è vicino. Il regno di Dio è in Gesù e che sana, che guarisce, che porta il bene. Il regno di Dio è presente in Gesù e con Gesù.
non ha solo Gesù il potere di guarire, ma anche quello di perdonare i peccati. È venuto a guarire l'uomo tutto intero, anima e corpo. È il medico di cui i malati hanno bisogno. E qui uno dei mosaici di Sant'Apollinare Nuovo di Ravenna, che raffigura proprio il miracolo di cui dicevamo prima. La sua compassione verso tutti quelli che soffrono si spinge fino a identificarsi con loro. Cioè Gesù si identifica con il malato, con l'infermo, per far sì che l'infermo si identifichi con lui. C'è una sovrapposizione, una identificazione fra le due persone. Ero malato e mi avete visitato. Avete visitato i malati, avete visitato me. Spesso Gesù chiede ai malati di credere. Credi tu, prima di compiere il miracolo, credi tu che io sia capace di compiere quello che mi chiedi? Ridonami la vista, fammi camminare, restituiscimi mia figlia, no, Gairo, e così via. Credi tu? Sì. E dunque chiede la fede per poter operare, chiede: ma tu credi che io sia capace? Si serve poi di segni per guarire, segni concreti: saliva, imposizione delle mani, fango, acqua. I malati cercano di toccarlo, proprio questo, la concretezza del tocco. Da una parte Gesù che tocca e contemporaneamente gli altri che cercano di toccarlo, perché da lui usciva una forza che sanava tutti. Per tutti, ricordate l'emoroissa, che nella folla tutti lo toccavano, ma lei allunga la mano per essere guarita, e Gesù riconosce quel tocco che è diverso da tutti gli altri. Perché? Perché era fatto un tocco che era fatto con una domanda, un tocco che era fatto con una richiesta, un tocco che era fatto con la fede di una che dice, che era implicito: ma guariscimi, prendimi sul serio e guariscimi. Così nei sacramenti Cristo continua a toccarci per guarirci. Questo vale per tutti e 7 i sacramenti. Cristo non soltanto si lascia toccare dai malati, ma fa sue le loro miserie. Egli ha preso le nostre infermità e si è addossato le nostre malattie. Però Gesù non ha guarito tutti. Le sue guarigioni erano segni di una guarigione più radicale, la vittoria sul peccato e sulla morte attraverso la sua Pasqua, la morte e risurrezione. Cristo ha preso su di sé tutto il peso del male e con la sua passione e la sua morte sulla croce ha dato un senso nuovo alla sofferenza. Essa può ormai unirci a Lui e alla sua passione redentrice. Come? Desiderandolo, offrendolo, sapendolo, decidendolo. E il mandato di Gesù dato alla Chiesa di guarire gli infermi. Cristo invita i suoi discepoli a seguirlo, prendendo anch'essi la loro croce, così come Gesù con la sua croce e resurrezione ha preso su di sé per guarire, immedesimandosi con i malati. Ecco che chiede di fare altrettanto ai suoi. Gesù li rende partecipi del suo servizio, del suo ministero, di compassione e di guarigione. E partiti, predicavano che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano di olio molti infermi
e li guarivano. Anche qui vedete che compare l'unzione con l'olio abbinato alla preghiera e alla guarigione. Dopo la risurrezione il Signore rinnova questo invio e questo invito. Nel mio nome imporranno le mani ai malati e questi guariranno, dopo la risurrezione nel Vangelo di Marco, e lo conferma per mezzo dei segni che la Chiesa compie invocando il suo nome. Negli Atti degli Apostoli Pietro, che va a far visita a tutti, trova un uomo di nome Enea che da anni giaceva su un lettuccio paralitico e gli disse: Enea, Gesù Cristo ti guarisce, alzati e rifatti il letto. E subito si alzò. Poi c'è un episodio che non ho riportato, vi ricordate gli Atti degli Apostoli, dove lui, Pietro e Giovanni entrano al Tempio, c'è il paralitico che chiede l'elemosina e dice: non ho niente, ma ti do la cosa più preziosa che ho, è la fede in Cristo, nel suo nome alzati e cammina, e questo cammina. Oppure anche Paolo a Listra, che guarisce e vogliono fare un'offerta al tempio di Zeus o il tempio degli dei pagani, dice no, noi siamo come voi. Rimasero lì per un certo tempo, parlavano fiduciosi nel Signore, sempre gli Atti degli Apostoli, che rendeva testimonianza alla predicazione della sua grazia e concedeva che per mano loro si operassero segni e prodigi. Si riferisce proprio a uno dei viaggi di Paolo. Questi segni manifestano in modo speciale che Gesù è veramente Dio che salva. Dio che salva, questa frase Gesù è veramente Dio che salva, non si capisce questa sottolineatura è veramente, perché il nome Gesù vuol dire Dio salva, Salvatore, e quindi Gesù realizza ciò che il suo nome dice. Lo Spirito Santo dona ad alcuni un carisma speciale di guarigione. La lettera ai Corinzi è l'elenco che Paolo fa. All'interno della comunità ci sono profeti, apostoli, la serie di tutti i carismi, compreso anche il carisma di guarire, per manifestare la forza della grazia del risorto. Tuttavia, neanche le preghiere più intense ottengono la guarigione di tutte le malattie. Gesù non ha guarito tutti i malati e ancora oggi non tutte le preghiere riescono ad ottenere la guarigione, e questo potrebbe essere scandaloso. E San Paolo, proprio per questo motivo, è costretto a imparare dal Signore e con lui noi, se è vero che anche la preghiera più intensa non ottiene la guarigione di tutte le malattie, cosa dobbiamo imparare? Ti basta la mia grazia. La mia potenza, infatti, si manifesta pienamente nella debolezza. La mia potenza si manifesta quando tu sei debole, quando siete deboli, perché se siete già forti per virtù vostra, no, siete bravi voi, ma è quando uno è a terra che allora è più facile che se combini qualcosa di buono sia merito di un altro. Io manifesto la mia potenza soprattutto nella debolezza. E Paolo è costretto ad accorgersi proprio di questo. E che le sofferenze da sopportare possono avere questo significato, un nuovo significato. Ecco la chiave di volta. Io completo nella mia carne ciò che manca ai patimenti di Cristo, a favore del suo corpo, che è la Chiesa. La prima parte. Completo nella mia carne ciò che manca ai patimenti di Cristo. A Cristo, che ha patito per tutti, che cosa manca? Quello che sto soffrendo io adesso, che sto patendo io adesso. Si aggiunge, si somma a quello che il Signore ha patito
e lui patisce con me, ma, è la seconda parte, qual è lo scopo? A favore del corpo intero, che è la Chiesa. Così come abbiamo visto prima, in riferimento all'Antico Testamento, i canti del servo di Yahweh, che il popolo ha una valenza, la sua sofferenza, una valenza redentiva, a salvezza per tutti. Ecco che anche Paolo, con la sofferenza della sua, usa questa forma bellissima, profondissima: completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo a favore del corpo, che è la Chiesa, ma potremmo allargare dell'umanità stessa. Pensate se non è vero, Gesù ha dato la sua vita in riscatto al posto degli uomini, in riscatto per gli uomini. Uno può dire che bella frase teologica, ma c'è un uomo sulla faccia della terra a favore del quale questo era concreto, concretissimo. Sapete chi? Gesù è morto al posto di qualcuno? Chi? Ce n'era uno, Barabba. Allora, per tutti quanti possiamo rendere la cosa un po' spirituale, ma per Barabba, lì è proprio vero che Gesù è morto al posto suo. Questa frase, Gesù è morto per gli uomini, al posto degli uomini, ha una valenza. Pensate, padre San Massimiliano Kolbe, che ha offerto la sua vita al posto di un altro. Pensate, fin da piccolo, dalle mie parti, andavamo a fare le gite, mi ricordo, domenicali, in posti ameni, ma andavamo anche agli ossari sul Montello, Bassano del Grappa, Re di Puglia, a destra e manca, che ce ne sono diversi, e mi ricordo l'impressione di vedere queste... e poi vedere le età che avevano tutti, 18-19 anni. La grande domanda è, ma pensate che leggevo oggi, ogni mese i russi, circa 1000 russi muoiono ogni mese nella guerra in Ucraina, e tutto questo sangue versato di questa gioventù, di questo sprecato, buttato via. Certamente noi dobbiamo ringraziare chi è morto per la libertà, per la costruzione di una civiltà, di una umanità. Poi in modo misterioso, ma certamente il Padre Eterno, questo sangue versato è a beneficio di tutto il corpo della Chiesa, che è l'umanità. Deve poter essere così, perché la mia e la nostra ragione si ribella al fatto che non sia così. La Chiesa ha ricevuto questo compito dal Signore di guarire gli infermi e cerca di attuarlo attraverso le cure che presta ai malati, attraverso le cure, quanti ordini religiosi, quanti santi, ma anche quando noi andiamo a trovare gli ammalati. È sempre un sacrificio, so che c'è gente che non va volentieri, ma farlo, no, ma anche non soltanto in ospedale, ma nelle case nostre, e poi mediante la preghiera con la quale li accompagna. Qui c'è San Camillo, ecco, che assiste l'ammalato che ha le fattezze di Gesù, di Cristo. La Chiesa crede nella presenza vivificante di Cristo, medico delle anime e dei corpi. E questa presenza è particolarmente operante nei sacramenti, in modo tutto speciale nell'Eucarestia, pane che dà la vita eterna e al cui legame con la salute del corpo anche San Paolo allude, ma saltiamo la citazione. La Chiesa fin dai tempi, quindi tutti i sacramenti, ma fin dall'epoca apostolica c'è un sacramento, un rito in particolare a favore degli infermi. Lo troviamo
In Giacomo, lo dice già nella sua lettera, chi è malato chiami a sé i presbiteri della Chiesa e preghino su di lui, dopo averlo unto con olio nel nome del Signore. E la preghiera fatta con fede salverà il malato. Il Signore lo rialzerà e se ha commesso peccati gli saranno perdonati. La tradizione ha riconosciuto in questo rito uno dei 7 sacramenti della Chiesa. E veniamo finalmente al sacramento vero e proprio. La Chiesa crede e professa che esiste un sacramento destinato in modo speciale a confortare coloro che sono provati dalla malattia, l'unzione degli infermi. È accennato già nel Vangelo di Marco: scacciavano molti demoni, ungevano di olio molti infermi e li guarivano. È raccomandato dai fedeli da Giacomo, il brano che abbiamo appena letto. Nel corso dei secoli l'unzione degli infermi è stata conferita sempre più esclusivamente a coloro che erano in punto di morte, ma all'inizio non era così, è andato via via nel tempo. Per questo motivo aveva ricevuto il nome di estrema unzione. Però anche allora la Chiesa non aveva mai lasciato di pregare il Signore affinché il malato riacquistasse la salute, se questo poteva aiutare la sua salvezza. Qui ha distinto la parola salute del corpo con la salvezza di tutto intero. Perciò oggi cosa si stabilisce? Un decreto del 72, il sacramento dell'unzione degli infermi viene conferito ai malati in grave pericolo, ungendoli sulla fronte e sulle mani con olio benedetto, dicendo una sola volta la formula: per questa santa unzione e per la sua piissima misericordia ti aiuti il Signore con la grazia dello Spirito Santo e liberandoti dai peccati ti salvi e nella sua bontà ti sollevi. Chi riceve il sacramento? In caso di malattia grave non è il sacramento soltanto di coloro che sono in fin di vita. Il tempo opportuno per riceverla è certamente quando il fedele incomincia ad essere in pericolo di morte. Però questo pericolo incomincia prima. Se un malato poi riacquista la salute, può, in caso di un'altra grave malattia, riceverlo nuovamente. Nel corso della stessa malattia, il sacramento può essere ripetuto se si verifica un peggioramento. È opportuno ricevere l'unzione prima di un intervento chirurgico rischioso. Lo stesso vale anche per le persone anziane la cui debolezza va via via aumentando. Chi amministra il sacramento? Solo i sacerdoti, vescovi e presbiteri, sono loro i ministri dell'unzione degli infermi. E qui una serie però di accortezze che riguarda tutti. I pastori di istruire i fedeli sui benefici di questo sacramento. I fedeli che incoraggino i malati a ricorrere al sacerdote per ricevere tale sacramento. I malati che si preparino a riceverlo con buone disposizioni, aiutati dal pastore, da tutta la comunità ecclesiale, c'è un ruolo anche di tutta la comunità, che è invitata a circondare in modo tutto speciale i malati con le sue preghiere e le sue attenzioni fraterne. E qui noi cerchiamo di fare come possiamo attraverso i ministri straordinari della comunione, ma non solo. Come si celebra il sacramento? È una celebrazione liturgica e comunitaria, sia che abbia luogo in famiglia, che sia all'ospedale o in chiesa, per un solo malato o per un gruppo di infermi. È molto opportuno che sia celebrata durante l'Eucaristia e non da sola. Certo, poi ci sono i casi estremi, eccezionali. La celebrazione del sacramento può essere preceduta dal sacramento della penitenza,
e seguita da quello della Eucaristia. In quanto sacramento della Pasqua di Cristo, morte e risurrezione, l'Eucaristia dovrebbe essere sempre l'ultimo sacramento del pellegrinaggio terreno, ma come diceva Marino prima, a volte si arriva che questo non è possibile. Il viatico, cioè l'aiuto per il passaggio alla vita eterna. Parola e sacramento costituiscono un tutto inseparabile. La liturgia della parola, preceduta dall'atto penitenziale, apre la celebrazione, così come sul libretto è fatto, no? Si inizia con la richiesta di perdono e poi la lettura della Sacra Scrittura, le parole di Cristo, la testimonianza degli Apostoli che ravvivano la fede del malato e della comunità per chiedere al Signore la forza del suo spirito. La celebrazione, i presbiteri che impongono in silenzio le mani e che pregano. Questo è il centro del sacramento, la preghiera silenziosa e l'imposizione delle mani silenziosa. E quindi poi l'unzione con l'olio benedetto. Gli effetti, ecco, e ci avviamo alla conclusione, gli effetti del sacramento. Un dono particolare dello Spirito Santo. E qui lo leggo quasi tutto perché dice dei passaggi bellissimi, importantissimi. Una grazia di conforto, di pace e di coraggio per superare le difficoltà proprie dello stato di malattia grave o della fragilità della vecchiaia. È un dono che rinnova la fiducia e la fede in Dio. E qui voglio sottolineare questo passaggio: fortifica contro la tentazione dello scoraggiamento e dell'angoscia di fronte alla morte. Questo è il momento in cui maggiormente il nemico si sfrega le mani, cioè la tentazione. Qual è la tentazione? Dello scoraggiamento e dell'angoscia. Questa assistenza vuole portare il malato alla guarigione dell'anima, ma anche a quella del corpo, se tale è la volontà di Dio. Inoltre, se ha commesso peccati, gli saranno perdonati. Quindi il primo effetto, un dono particolare dello Spirito Santo. Secondo effetto, l'unione alla passione di Cristo. Il malato riceve la forza e il dono di unirsi più intimamente alla passione di Cristo. La sofferenza, conseguenza del peccato originale, riceve un senso nuovo, diviene partecipazione all'opera salvifica di Cristo. Terzo, una grazia ecclesiale, cioè i malati che ricevono questo sacramento, unendosi, ed è la citazione del Lumen Gentium, spontaneamente alla passione e alla morte di Cristo, contribuiscono al bene del popolo di Dio, l'abbiamo visto all'inizio. La Chiesa, nella comunione dei santi, che siamo tutti legati dai sacramenti e dalla fede in Cristo, intercede. La Chiesa intercede per il bene del malato, con la sua preghiera, con la sua assistenza, con la cura, ma anche viceversa. Anche l'infermo, a sua volta, per la grazia di questo sacramento, contribuisce alla santificazione della Chiesa e al bene di tutti gli uomini per i quali la Chiesa soffre e si offre per mezzo di Cristo a Dio Padre. È uno scambio vicendevole. E infine una preparazione all'ultimo passaggio. L'unzione degli infermi completa le sante unzioni che segnano tutta la vita cristiana, quella del battesimo, quella della confermazione. Quest'ultima unzione munisce la fine della nostra esistenza terrena come di un solido baluardo in vista delle ultime lotte prima dell'ingresso nella casa del Padre. E concludiamo: a coloro che stanno per lasciare questa vita, la Chiesa offre, oltre all'unzione degli infermi, l'Eucaristia come viatico. Questa parola viatico, che non ho mai ben capito cosa vuol dire, che sembra qualcosa che ti indirizza, certo, che ti aiuta, un conforto, un aiuto nella via.
Ricevuta in questo momento di passaggio al Padre, la comunione al corpo e al sangue di Cristo ha un significato e un'importanza particolari. È seme di vita eterna e potenza di resurrezione, secondo le parole del Signore. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sacramento del passaggio dalla morte alla vita, da questo mondo al Padre. E quindi anche gli altri sacramenti, se è possibile celebrarli assieme, la penitenza e l'Eucaristia insieme con la Santa Unzione, costituiscono al termine della vita cristiana i sacramenti che preparano alla patria o i sacramenti che concludono il pellegrinaggio terreno. Con questo io ho finito.